Ci sono anche gli ex commissari della sanità Scura e Urbani fra le persone indagate per aver preso per 9 anni emolumenti aggiuntivi illegittimi. Il sindacato prepara un piano per il rilancio della Calabria, i fondi dell'Unione Europea, un'occasione unica e irripetibile. Si procede a piccoli passi nella scuola calabrese in vista dell'apertura del 14 settembre, tutto poggia sulle spalle dei dirigenti. Un adulto e 3 bambini sono risultati positivi al primo tampone e appartengono al focolaio attivo nella comunità senegalese. 2 operai hanno perso la vita questa mattina sulla 106 nei pressi dell'abitato di Cropani. L'auto su cui viaggiavano ha impattato violentemente contro un furgone. Buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo di questa inchiesta. Ci sono anche i commissari della sanità Scura e Urbani fra le persone indagate proprio nell'inchiesta denominata Artemide. Avrebbero percepito per 9 anni emolumenti aggiuntivi illegittimi. Scossone giudiziario nell'ufficio del commissario per la sanità. La Guardia di Finanza ha spulciato le carte che riguardano gli emolumenti di un numero cospicuo di dirigenti e ha scoperto che per 9 anni sono stati incassati stipendi illegittimi. Fra i beneficiari, diciamo così, di questo bonus figurano gli ex commissario e vice Scura e Urbani, insieme a loro un nutrito elenco di 5 dirigenti veterinari individuati dalla Regione Calabria per formare una task force veterinaria. I finanzieri hanno eseguito un provvedimento emesso dal GIP e operato un sequestro di beni preventivo per oltre 1 milione di euro. Secondo l'accusa le indennità non erano dovute in quanto per norma di legge l'incarico ricoperto non avrebbe dovuto comportare retribuzioni aggiuntive. L'operazione è stata denominata Artemide. Dalle indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro con il coordinamento del procuratore Nicola Gratteri è emerso che a partire dal 2011 e fino al 2019 i componenti della task force, pur essendo stati impiegati ai sensi della legge regionale 8 del 2003 che prevede la possibilità di utilizzo dei dipendenti delle aziende sanitarie regionali senza oneri aggiuntivi, avevano indebitamente percepito 3 differenti emolumenti non dovuti. I pagamenti erano stati determinati con provvedimenti assunti dal coordinatore della task force medesima e dai vertici delle strutture commissariali per la sanità calabrese, nei cui confronti sono in corso ulteriori approfondimenti. Fra l'altro, fanno sapere le Fiamme Gialle, tali provvedimenti erano stati più volte censurati dalle strutture del Ministero della Salute, deputate a vigilare sulla gestione commissariale. L'erogazione delle indennità è stata interrotta alla fine dello scorso anno dal commissario ad acta in carica Saverio Cotticelli, che dopo la richiesta di documentazione avanzata in sede investigativa le aveva revocate con i suoi provvedimenti. Torniamo a parlare dell'inchiesta denominata Rinascita Scott perché i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro considerano la criminalità vibonese un vero e proprio cartello 'ndranghetistico trasversale rappresentativo delle locali di 'ndrangheta della provincia di Vibo Valentia. I capi una sorta di direttorio criminale avente decisiva influenza in tutta la zona. Sono 456 gli indagati nei confronti di quali la direzione distrettuale antimafia ha chiesto il rinvio a giudizio. Sono state individuate ben 224 parti offese che potrebbero diventare altrettanti parti civili nel processo. Si tratta dei comuni del Vibonese, della Regione Calabria, della Prefettura, del Ministero della Giustizia e di privati, imprenditori vessati dalle cosche, taglieggiati, sottoposti a minacce e danneggiamenti. 23 sono le posizioni stralciate rispetto all'avviso di chiusura delle indagini. Fra gli imputati eccellenti figura l'avvocato Giancarlo Pittelli, penalista ed ex parlamentare di Forza Italia, poi passato nel 2017 a Fratelli d'Italia.
Il capo di imputazione, scritto dal procuratore Nicola Gratteri, contempla 438 reati. A dettare legge nel Viboese erano la Cosca Mancuso al vertice della locale di Limbadi, la Cosca La Rosa, Andrina di Tropea, la consorteria Fiare Razionale Gasparro a capo della locale di San Gregorio di Ippona, la Cosca Lo Bianco, Barba e Camillo Pardea, dominanti proprio sulla locale di Vibo Valencia Città, la Cosca locale di Piscopio, la Cosca Bonavota del locale di Sant'Onofrio, la Cosca Cracolici, Indrina di Filogaso e Maierato, la Cosca Soriano di Filandari, Ionadi e San Costantino, la Cosca Pititto, Prossamo, Iannello della società di Mileto e la Cosca Patania della locale dominante a Stefanaconi. Rinascita Scott ha colpito per la prima volta tutte le indrine del Vibonese, anche la rete di rapporti fra 'ndranghetisti e ambienti imprenditoriali, politici e anche massonici. Parliamo adesso del piano per la Calabria della CGIL, in 11 punti, un progetto proprio per il rilancio della nostra regione che passa attraverso l'utilizzo virtuoso dei fondi in arrivo. Ai governi il sindacato dice non più spot mediatici ma azioni concrete. Il documento sarà all'attenzione dei tavoli dove si decidono le strategie di utilizzo di questi finanziamenti. Lo sviluppo della Calabria negli 11 punti contenuti nel piano stilato dalla CGIL, il documento elaborato dal sindacato nell'ultimo comitato direttivo e presentato oggi alla stampa. La pandemia ha peggiorato un quadro economico e sociale già di per sé disastroso. La regione, già in difficoltà nel recuperare terreno rispetto alle altre aree del paese, rischia di implodere. Lavoriamo su alcuni punti fondamentali per ridisegnare anche un nuovo modello sociale in Calabria. Una nuova Calabria significa che va riformata, come tutti i processi di cambiamento vanno attivate delle riforme importanti e definitive per la Calabria. Noi abbiamo una Calabria vecchia da un punto di vista istituzionale perché siamo una regione che ha più comuni delle altre regioni rispetto agli abitanti. La Calabria ha 400 comuni con 1.900.000 abitanti, la Puglia, l'Emilia Romagna hanno meno comuni della Calabria con il doppio degli abitanti, il che significa che questo sistema drena risorse e non dà servizi ai cittadini. Il piano spazia dalla sanità, che comprende la gestione del Covid, le tematiche relative alle assunzioni, al welfare, dal decentramento amministrativo alla salvaguardia del territorio, alla scuola e alle infrastrutture, con l'alta velocità e la statale 106 in primo piano. Il rilancio del turismo e della cultura, i trasporti e la lotta al caporalato sono, insieme all'occupazione e alle politiche di contrasto al disagio abitativo, le altre tematiche inserite nel documento. I fondi europei e il Recovery Fund, le risorse a disposizione per raggiungere gli obiettivi, questa volta con un utilizzo davvero virtuoso. Noi abbiamo avuto anni di spesa, fiumi di denaro che purtroppo non hanno prodotto nessun impatto da un punto di vista dello sviluppo e dell'occupazione. Quindi questo è l'ultimo treno per la Calabria da un punto di vista, e non è retorica ma è veramente l'ultimo treno, perché se mettiamo insieme gli interventi con la Recovery Fund che ci saranno e questa tornata comunitaria, mai più il nostro paese e il Sud avrà tante risorse disponibili da poter spendere per rivedere il proprio assetto industriale dello sviluppo. La CGIL porterà il piano all'attenzione del governo nazionale e regionale, chiedendo che per la Calabria vengano predisposti interventi concreti, non solo mediatici. Perché Fincantieri non può investire in Calabria? Perché Leonardo non può investire in Calabria? Perché Eni, Enel e tutte le partecipate pubbliche non devono investire in Calabria? Ecco perché noi chiediamo al governo nazionale di non utilizzare solo i temi del Sud e del Mezzogiorno come un qualcosa che fa effetto da un punto di vista mediatico, ma ci dica quali sono gli investimenti che vuole fare concretamente in Calabria. E su questo noi siamo disposti a incalzare sia il governo regionale sia il governo nazionale, perché in questo momento non serve una politica elettorale, serve una politica economica che dia risposte di sviluppo e di lavoro al Sud e alla Calabria. Parliamo adesso invece di scuola, perché si procede a piccoli passi proprio nella scuola calabrese in vista dell'apertura prevista per il prossimo 14 settembre. Tutto poggia però sulle spalle dei dirigenti.
e ha sudato almeno di nuove decisioni che la scuola riaprirà i battenti il 14 di settembre. Nel frattempo il governo mette a disposizione 2 milioni di test sierologici per docenti e personale. L'operazione dovrà essere completata entro i primi giorni del mese di settembre. Intanto in Calabria è iniziata da qualche giorno l'attività di monitoraggio degli istituti calabresi, così come conferma ai nostri microfoni la dirigente scolastica Loredana Giannicola. La scuola è pronta per ripartire, nel senso che sia l'ufficio scolastico regionale che l'azione dei diversi dirigenti scolastici e dei loro staff sta facendo di tutto per poter come dire, garantire ai ragazzi il rientro a scuola. Certo non posso dire che abbiamo delle certezze o delle linee sicure di movimento. Tutto lo stiamo in work in progress, lo stiamo costruendo giorno per giorno, spesso a nostro rischio, assumendoci delle responsabilità enormi, ma credo che il Paese meriti anche il nostro impegno in qualità di dirigenti. Il problema che si registra nella nostra regione è legato agli istituti scolastici che hanno sede nei comuni interni. Quasi tutte le scuole hanno predisposto un piano di rientro, l'ufficio scolastico ha costituito diversi tavoli, non solo quello regionale ma anche dei tavoli provinciali per poter ascoltare anche le posizioni delle scuole. Ieri si è svolto poi un incontro importante tra l'ufficio scolastico regionale, l'assessorato regionale, i diversi sindaci, per poter trovare anche delle modalità più rapide possibili per poter intervenire, perché il problema serio e non tanto a livello della provincia di Cosenza, che devo dire forse come provincia, come al solito, si distingue tra tutte le altre istituzioni, ma ci sono comuni in tutto il territorio regionale, comuni che sono completamente assenti, enti comunali. E il problema serio è proprio questo, la reperibilità di spazi idonei proprio per favorire un rientro con la massima sicurezza possibile. Insomma, in assenza di un progetto chiaro, spetta ai dirigenti attrezzarsi e assumersi la responsabilità per la riapertura. Stante le attività attuali, insomma la legislazione attuale, visto anche i lavori che almeno a livello provinciale sono cominciati, ai comuni a macchia di leopardo hanno avviato, penso che comunque prima della fine di agosto non potremo avere nulla di certo, posto che le attività non si interrompono, perché la scuola continueranno a lavorare, però bisogna capire gli enti esterni se saranno disposti ad operare anche durante il periodo delle cosiddette ferie e garantire anche la fruibilità poi degli spazi per settembre. Il problema serio forse è rappresentato proprio da questo, perché superato poi questo scoglio, sistemati anche gli organici che in questi giorni si stanno definendo, poi saremo nelle condizioni di partire. Attenzione, partenza che facciamo assumendoci una grande responsabilità, cioè i dirigenti in questa fase sono scesi in campo tutti perché stanno facendo fronte comune per garantire al Paese la riapertura delle scuole. E a proposito di coronavirus parliamo proprio dei dati, perché salgono a 21 i casi positivi al Covid-19 nella comunità senegalese radicata a Cosenza. 3 i nuovi casi positivi, si tratta di 2 bambini e un adulto appartenenti proprio allo stesso nucleo familiare. 3 nuovi casi positivi riscontrati tra la comunità senegalese radicata a Cosenza. Si tratta di 2 bambini e un adulto che appartengono allo stesso nucleo familiare. Salgono così a 21 i positivi nel focolaio di Cosenza. Per i sanitari dell'ASP si tratta di un effetto ping-pong, perché le persone positive restano in contatto all'interno della stessa abitazione con altre che invece non lo sono. La diffusione del virus avviene con una circolarità tale che chi è negativo a contatto con positivi si positivizza. È un fatto che noi ci attendavamo, quindi non è che ci preoccupa più di tanto, perché non sono casi nuovi, sono casi che sono legati a contatti stretti. La task force per questo ha proposto da tempo alle autorità competenti di individuare una struttura da adibire ad albergo sanitario. Non è una novità, l'abbiamo richiesta quando c'è stato il focolaio di San Lucido, l'abbiamo richiesta quando c'è stato il focolaio di Torano, lì l'abbiamo anche ottenuta, a dire il vero, ci siamo spiegati abbastanza velocemente.
perché se noi facciamo l'isolamento domiciliare importante, serio, veramente efficace, allora il virus non circola, altrimenti il virus si diffonde. Ma è difficile in queste condizioni tenere sotto controllo il focolaio di Cosenza? No, non è che è difficile, abbiamo circoscritto di focolai ben più importanti. È chiaro che si dilatano un pochino i tempi, ma nient'altro più, perché sono sotto controllo, sotto sorveglianza sanitaria, sotto vigilanza, quindi non ci sono problemi di sorta. È chiaro e normale che questa cosa dilata un pochino i tempi. Intanto il lavoro della task force continua, numerosi i tamponi già effettuati. Su questo focolaio siamo oltre 200 tamponi e continueremo ancora, quindi arriveremo almeno a 300. Lo diceva la collega nel servizio che sono 3 i nuovi casi di positività in Calabria, individuati proprio dopo l'effettuazione di 998 tamponi. Tutte e 3 sono riconducibili al focolaio di Cosenza, ma vediamo i dati caso per caso. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 116.558 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.255, 3 in più rispetto a ieri, quelle negative 115.303. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 2 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 183 guariti e 33 deceduti; a Cosenza 21 in isolamento domiciliare, 436 guariti e 34 deceduti; a Reggio Calabria 1 in reparto, 18 in isolamento domiciliare, 260 guariti e 19 deceduti; a Crotone 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia 2 in isolamento domiciliare, 80 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. I 3 positivi di oggi sono riconducibili al focolaio di Cosenza del giorno 16 luglio, il cui caso 1 era stato identificato a seguito di uno screening pre-ricovero. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.335. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Cambiamo decisamente argomento. Di 2 morti il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sulla statale 106 a Cropani, proprio nel Catanzarese. A perdere la vita 2 operai, viaggiavano su un'auto che ha impattato violentemente contro un furgone. Ecco l'auto coinvolta nello scontro mortale avvenuto questa mattina sulla statale 106 nei pressi del bivio di Cropani, nel Catanzarese. In questa Fiat Multipla viaggiavano 2 operai, entrambi deceduti. Erano le 6:30. L'auto ha violentemente impattato contro un furgone cassonato. La prima vittima, un 32enne di Lamezia Terme, Luigi Peluso, è deceduto sul colpo. Il secondo operaio, un 62enne di Maida, Salvatore Fiumara, è stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale. È stato sottoposto ad intervento chirurgico, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Troppo gravi le ferite riportate. Altre 2 persone sono rimaste ferite in maniera lieve. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere contorte dei mezzi coinvolti la salma e i feriti. In corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Sellia Marina per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. La circolazione stradale sulla statale è rimasta bloccata per diverse ore in entrambe le direzioni per consentire gli accertamenti e la messa in sicurezza da parte del personale ANAS. Poi il traffico è tornato scorrevole, ma con l'istituzione del senso unico alternato. I 2 operai deceduti questa mattina sono la 5ª e la 6ª vittima della statale 106 nel 2020. Un altro incidente si è verificato invece nei pressi di Crotone. Una donna di 56 anni ha perso la vita a causa proprio di un incidente sulla strada provinciale 63 che conduce da
Crotone a Cutro. Le 3 donne viaggiavano a bordo di un'auto che proveniva da Crotone e stava facendo ingresso nell'abitato di Cutro, proprio nel punto in cui la strada si restringe. Per cause in corso di accertamento è avvenuto uno scontro con un furgone. La donna è morta sul colpo, mentre le altre 2 occupanti sono state portate in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone. Illeso l'uomo alla guida del furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale per estrarre dalle lamiere proprio le 2 ferite. I carabinieri della stazione di Cutro invece hanno eseguito i rilievi. E si sono vissuti momenti di tensione questa mattina sulla statale 107, a fuoco un pullman di linea, per fortuna nessun ferito. Questo è il pullman che questa mattina ha preso fuoco. Il mezzo è stato rimosso e trasportato in deposito. Il fatto è accaduto sulla statale 107, in questo tratto al chilometro 1+100. A bordo, secondo quanto si è appreso, non c'erano passeggeri. Il pullman viaggiava in direzione Cosenza. Paura per il conducente che, appena visto le fiamme, ha accostato e ha chiamato i soccorsi. Sull'asfalto vedete ancora i segni del rogo. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio. Ancora la cronaca, perché la notte del 6 febbraio scorso spararono dei colpi di pistola contro le vetrate di un bar del centro di Cosenza. Sono stati arrestati 2 presunti autori, rischiarono di colpire le persone che si trovavano all'interno del locale. Avevano esploso i colpi di pistola contro le vetrine del bar, incuranti della presenza all'interno di clienti. Oggi la squadra mobile di Cosenza ha arrestato i 2 presunti responsabili dell'atto intimidatorio compiuto la notte del 6 febbraio scorso, quando 3 proiettili hanno mandato in frantumi i cristalli di un noto locale del centro di Cosenza. Si tratta di 2 29enni cosentini con precedenti, ritenuti responsabili in concorso dei reati di porto illegale in luogo pubblico di arma da sparo, danneggiamento ed esplosione di colpi d'arma da fuoco. Durante le indagini la Polizia di Stato ha utilizzato anche le immagini da videosorveglianza delle attività circostanti, che sono state utili per individuare il luogo da cui erano stati esplosi i colpi e l'autovettura a noleggio usata da uno degli autori. La ricostruzione della vicenda ha evidenziato la spregiudicatezza dei 2 responsabili che hanno agito incuranti dell'eventualità di colpire gli avventori presenti all'interno del locale a poca distanza dalla vetrata colpita. I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti a distanza di 2 giorni l'uno dall'altro perché uno degli autori si era reso irreperibile per sottrarsi alla misura cautelare. Parliamo adesso di politica, perché Mimmo Lopolito presenta la sua candidatura a Castrovillari, presente anche il commissario della Federazione PD Miccoli, per il quale le prossime amministrative rappresentano per il partito un test probante. La vera novità è la ricandidatura dell'intera amministrazione comunale, così Mimmo Lopolito, sindaco uscente, nella serata che ufficializza la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative di Castrovillari. Cosa che ritengo sia un unicum nel panorama, se vogliamo, almeno del nostro meridione, perché normalmente fibrillazioni si arriva sfilacciati alla fine di un'esperienza amministrativa, invece noi qui siamo compatti e questa è stata veramente la vera forza che mi ha convinto, perché se si è squadra e allora ci si convince con facilità che, essendo parte di una squadra, non può mancare proprio il tuo apporto. Sarebbe stato oltremodo sconveniente che gli altri della mia amministrazione si candidassero e io, che in qualche modo ho contribuito con loro all'amministrazione, mi fossi tirato indietro. Quindi non voglio subito chiarire che non è che qualcuno mi ha convinto a fare qualcosa che non volevo fare. Autonomamente avevo deciso di non candidarmi, autonomamente con lo stesso entusiasmo ho deciso di ricandidarmi. La presentazione è stata aperta dal segretario cittadino del PD Giovanni Fazio, alla presenza tra gli altri del commissario della Federazione Provinciale Cosentina del PD Marco Miccoli. Il programma politico si inserisce nel solco della continuità. Tante cose da fare, ecco perché ci serve ancora un quinquennio, ci serve un quinquennio anche di forze giovani che affianca l'amministrazione uscente, affianco al Partito Democratico unito. A fianco, quando dico amministrazione, l'amministrazione hanno rappresentato tutte le forze politiche del centro-sinistra. Ad affiancarmi, ha sottolineato il sindaco uscente Lopolito, ci sarà anche una lista di soli giovani. Perché una lista di soli giovani può garantire
tranquillamente le elezioni, con la sicurezza delle elezioni di quello che deve essere la classe dirigente del futuro. Quindi il mio obiettivo, se dovessi essere rieletto, è quello di creare la nuova classe dirigente. Per il commissario della Federazione Dem provinciale Marco Miccoli, le prossime amministrative rappresentano un importante test anche a livello nazionale. Lo ha detto a margine della presentazione della candidatura di Mimmo Lopolito a sindaco di Castrovillari. Queste sono elezioni amministrative importanti non solo per Castrovillari, ma per l'intera regione Calabria e per noi, per quanto riguarda il Partito Democratico, anche a livello nazionale. Quindi la candidatura di Lopolito oggi, che ribadisce la sua volontà di ricandidarsi, è per noi importante e fondamentale proprio in virtù della delicatezza di questa tornata elettorale. Miccoli ha ribadito la necessità di ricreare i gruppi dirigenti del partito, riaprire il tesseramento per arrivare al più presto al congresso che superi il commissariamento. Certo, la strada non è semplice, ma l'obiettivo è il rilancio del partito. Ci auguriamo, anticipando tutti i nostri avversari, proponendo una candidatura forte come quella di Mimmo, possa essere la carta per rivincere ancora le elezioni a Castrovillari e per consentire al centrosinistra tutto di affermare una sua vittoria in Calabria e dare una mano, quindi un segnale positivo a tutto il resto del paese, dove ci sono anche tornate importanti che insieme a quella di Castrovillari e agli altri comuni della Calabria, delle province calabresi, costituiranno un passaggio importante anche per la tenuta stessa del governo nazionale. Adesso vediamo l'andamento della borsa. Un attimo solo. Chiusura contrastata per le borse europee, mentre Wall Street viaggia positiva aspettando la conclusione del meeting della Fed. Il FONC mantiene invariati i tassi di interesse, confermando l'impegno a sostenere il recupero dell'economia con ogni mezzo possibile, aspettando l'approvazione nuovi stimoli fiscali dal Congresso USA. Intanto, la Banca Centrale Americana ha esteso fino a fine anno la maggior parte delle proprie linee di credito di emergenza che sarebbero dovute scadere alla fine di settembre, anticipando una conferma della politica accomodante per fronteggiare l'impatto della pandemia. A Milano il FTSE chiude in flessione dello 0,1%, debole come l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,4%, il DAX di Francoforte a meno 0,1%, invariato il FTSE 100 di Londra, in controtendenza il CAC 40 di Parigi a più 0,6%. Oltreoceano il Dow Jones avanza dello 0,3%, l'S&P 500 dello 0,8% e il Nasdaq guadagna l'1,1%. Sul Forex l'euro-dollaro scambia in rialzo a 1,177, mentre il cambio tra biglietto verde e yen oscilla in area 105. Tra le materie prime si apprezzano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,2% a $44,2 e il WTI a più 1% a $41,4 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si attesta a 149 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,99%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano Amplifon a più 5,7% ed Era a più 2,5%, che ha diffuso i conti del secondo trimestre. Saipem a meno 9,9% termina in coda al FTSE dopo i risultati, seguita da Tenaris a meno 4,9%. Grazie e buon proseguimento di serata. E noi prima di chiudere vediamo le previsioni del tempo. Condizioni di bel tempo e caldo in graduale aumento grazie al consolidamento dell'anticiclone di matrice nordafricana sul Mediterraneo centro-occidentale. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani condizioni di tempo stabile con cielo sereno ovunque, temperature stazionarie di poco sopra le medie del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani mari calmo o quasi calmo il Tirreno, calmo lo Ionio con venti deboli a regime di brezza. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.